constatato come questo vostro ambito, questa vostra città di Lavagna, nelle sue comunità parrocchiali, sta camminando sulla via della comunione. Concludendo la visita pastorale, il vescovo sottolinea la fraternità quale punto da cui ripartire. Per raggiungere l'obiettivo della comunione, Monsignor Tanasini esorta a riscoprire innanzitutto la vitalità del Vangelo. Abbiamo tempo per tante cose e non abbiamo tempo di fermarci un poco per crescere nella fede. Ecco, questo vi chiedo, e la comunione tra di voi può essere sostegno reciproco per questo cammino. Un altro invito da parte del vescovo a chiusura dell'omelia è quello di essere una comunità aperta, capace di vivere la carità, di fare insomma l'esperienza dell'amore non possessivo, non come chiusura. L'esperienza dell'amore come un'esperienza di incontro, un'esperienza di dialogo, un'esperienza di cura delle persone più fragili e di prendersi a cuore tutte quelle realtà incrociate dalla sofferenza e dal dolore. Per la messa del vescovo un terzo delle panche della chiesa erano vuote e questa, una delle fatiche su cui riflettere, se lo sono chiesto alcune delle persone presenti. La fatica un po' dappertutto, penso sia quella di essere presenti, anche perché anche alle messe, cioè una volta c'erano tanti bambini, adesso i bambini non ci sono. Dipende forse anche dalla testimonianza delle persone, forse dalla famiglia anche, penso, perché i bambini, se non vengono i genitori non vengono da soli. Tra le frasi del vescovo che hanno fatto breccia nel cuore dei fedeli c'è stato anche l'invito a puntare di più sulla corresponsabilità dei laici. Evangelizzare è compito di tutti, con l'essere ancora prima che col fare, quindi prima di tutto con la nostra vita, col nostro stile, col nostro esserci, col nostro prenderci a cuore degli altri.